Ospite del Club Amici del Biliardo di Favara, il campione di Germania Luigi La Rocca. Per una lezione a questi amanti del biliardo? Ma sicuramente, diffondere le conoscenze sul biliardo, a parte che aiuta questo sport, ma poi avvicina tante persone a poterlo giocare meglio e quindi ad aumentare la voglia di poter praticarlo questo sport, anche se a livello amatoriale resta sempre uno sport bello, impegnativo e che consente di ottenere anche dei risultati. E credo che sia anche uno sport riflessivo, ecco, dove tu devi guardare le biglie, devi guardare i birilli, devi anche osservare il tuo avversario. Non per questo il biliardo è pure paragonato agli scacchi, perché ogni mossa che tu fai dagli scacchi ha una conseguenza, è uguale al biliardo, perché si cerca sempre di posizionare le biglie in maniera tale da non dare possibilità di replica all'avversario e quindi di giostrare una buona proporzione tra attacco e difesa. Andiamo direttamente a conoscere Luigi, campione di Germania, di che specialità? 5 birilli. In Germania biliardo classico all'italiana, 5 birilli, ci sono diverse discipline, c'è il 5, c'è il 9, però noi in Germania giochiamo soltanto a 5 birilli perché la goriziana è praticata solo in Italia. Qual è il segreto per diventare un campione? Il segreto per diventare un campione è dedicarsi a questo sport, come in tutti gli sport, quindi tante ore spese per l'allenamento, tante ore spese anche per studiare, perché dietro c'è una preparazione da poter sempre sviluppare. Qui a Favara che cosa hai trovato? Qui a Favara ho trovato un ambiente amichevole, ci sono amici di vecchia data che sono venuti a trovare, tipo Peppe, che ci conosciamo da tanto tempo, quindi è sempre un piacere venire a trovare vecchi amici. Cercare di conoscere i segreti da un campione è una bella cosa. Abbiamo fatto questo club apposta per incentivare il gioco che andava un po' a essere lanciato. Alla Vigenda aveva già finito da un bel po', a Favara pure, stiamo cercando di fare il nostro meglio. Ma forse l'avvento dei social ci ha un po' distratto, però essere qui in un club, avere un contatto diretto con gli amici, con i tuoi avversari, con i tuoi compagni di gioco è anche una socialità importante. Ma sicuramente il biliardo, come tutti gli sport, unisce anche sotto questo punto di vista, chiaro. Abbiamo avuto anche modo di vedere in network internazionali i campioni di biliardo e credo che gli italiani insomma dicono la loro. No, questa specialità, gli italiani sono il non plus ultra della specialità, tant'è vero che il campione europeo in carica italiano e il campione del mondo in carica italiano. Peppe, il club degli amici del biliardo è aperto eventualmente a nuove adesioni? Sì, magari ben vengano, specialmente i giovani sono ben accetti. Anche per dare un ricambio generazionale.